Stati diluente, la deflagrazione investe un operaio di 52 anni che riporta gravi ustioni, il grave incidente sul lavoro in un'azienda a Postioma di Paese. La curva del contagio in Veneto è discesa da 13 giorni, ma Zaia dice che non è finita e torna a invocare i ristori appoggiando la mobilitazione dei ristoratori. Se ci fossero i risarcimenti non ci sarebbe alcuna protesta. I pubblici esercenti di Confcommercio non aderiranno alla provocazione di aprire nonostante i divieti, ma manifesteranno accendendo le luci dei propri locali per dare un segnale di presenza. Nella casa di riposo di Castelfranco, che aveva inaugurato la stanza degli abbracci, iniziate le vaccinazioni per 500 tra ospiti e operatori. Quella di oggi, dicono, è una giornata di festa e di speranza. Ladro si ferisce rompendo la finestra di un negozio. I carabinieri seguono le tracce di sangue e lo arrestano. È accaduto a Cison di Valmarino. Postumia bloccata a Olmi durante i lavori di posa della fibra, rotta una conduttura ad alta pressione del gas metano, ingente la fuoriuscita di gas, il traffico è stato deviato. 27 quote identiche a disposizione di enti e istituzioni pubbliche e private per salvare Villa Franchetti. La provincia di Treviso segue il modello dell'azionariato popolare, ma da un minimo di 500.000 euro. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Questi dunque i titoli di oggi. Nel primo piano la cronaca, esplosione a Paese, grave un operaio di 52 anni, trasportato in prognosi riservata al centro grandi ustioni di Padova. Sul posto i carabinieri di Paese, Spisal, Vigili del Fuoco e Suem. È stato un attimo, l'operaio stava operando in questo capannone quando si è verificata l'esplosione, un boato sentito dai colleghi che si trovavano poco distante e che hanno immediatamente lanciato l'allarme. A terra, investito dalla deflagrazione, un uomo di origini marocchine che lavora presso l'azienda Costruzioni Generali Basso Angelo da 25 anni. Sul posto sono arrivate immediatamente 2 squadre dei Vigili del Fuoco e gli uomini del SUEM 118. L'operaio, residente a Trevignano con gravi ustioni sul corpo, è stato trasportato in gravissime condizioni prima all'ospedale di Treviso e poi successivamente è ritrasportato al centro grandi ustioni di Padova. Sotto shock i colleghi e gli stessi titolari. Il nostro pensiero particolare e da parte della nostra famiglia e dell'azienda è che il nostro dipendente ritorni in salute e in energia come lo è sempre stato, e per cui la nostra preoccupazione principale, il nostro pensiero va a lui e alla sua salute come tutti i nostri dipendenti. Secondo i primi accertamenti l'uomo aveva in mano una latta di liquido diluente quando, per motivi ancora da chiarire, si sarebbe avvicinato al fuoco, tanto da innescare l'esplosione. Il grave incidente è avvenuto in un momento, sembra, in cui l'operaio non stava effettuando nessuna lavorazione. Era da solo e per cui non sappiamo come siano state le dinamiche dell'evento. Saranno gli uomini dello Spisal a chiarire la dinamica di quanto avvenuto poco dopo mezzogiorno in via Pastore a Postioma di Paese. Vigili del Fuoco e polizia locale hanno dovuto bloccare la rotatoria in uscita da Olmi sulla Postumia questa mattina perché poco prima delle 11, durante dei lavori di posa della fibra, è stata rotta dalla pala di un escavatore una conduttura ad alta pressione del gas metano. Il danneggiamento del tubo ha comportato di conseguenza un'abbondante fuoriuscita di gas. La strada è stata bloccata in prossimità della rotonda e i lavori di ripristino sono proseguiti fino a questa sera. Ed ora invece parliamo del vaccino Moderna, un primo carico di 7.800 dosi di vaccino Moderna scortate dall'Arma dei Carabinieri è arrivato alle 15:35 nel sito di stoccaggio dell'ULSS 3 Serenissima, all'ospedale dell'Angelo di Mestre, tramite Corriere Espresso. I 780 flaconcini contenenti 10 dosi ciascuno al loro interno sono ora custoditi nel freezer dedicato che si trova nella farmacia ospedaliera dell'Angelo. Le dosi sono conservate ad una temperatura di meno 20 gradi centigradi, dosi che ovviamente saranno poi ripartite anche fra le altre province. Ed è terminata proprio da qualche minuto la conferenza stampa di Matteo Renzi. Si apre quindi la crisi di governo con Matteo Renzi che ha ufficializzato il ritiro delle ministre e del sottosegretario Scalfarotto. Oggi pomeriggio il premier Conte è salito al Colle per parlare di recovery plan. Da qui aveva lanciato l'ultimo appello alla responsabilità e alla coesione. Poi invece
invece lo strappo. Si vedrà ovviamente nelle prossime ore che cosa accadrà dunque per quanto riguarda il governo, crisi di governo di cui aveva parlato anche oggi nel punto stampa il governatore Zaia, prima di fare invece di parlare dell'evoluzione del Covid. E parlando proprio del Covid, ha detto che la curva del contagio in Veneto è in discesa da 13 giorni, ma le variabili sono troppe, così Zaia dice che non è finita e torna a invocare i ristori, appoggiando di fatto la mobilitazione dei ristoratori. So che useranno il buonsenso, se ci fossero i ristori non ci sarebbe alcuna protesta, ha detto. Io penso che sia fondamentale continuare a dire ai cittadini di non abbassare la guardia. Sì, è vero che sono 13 giorni di calo, però è altrettanto vero che la situazione può invertire tendenza e rotta in qualsiasi istante. E l'unica cosa da non fare oggi è pensare che sia finita. Non è finita, scandisce Zaia guardando alla curva epidemiologica in costante discesa da Capodanno, troppe le variabili a cominciare dalle mutazioni del virus, nelle ore in cui lo stesso ministro Speranza ha annunciato le linee guida del nuovo DPCM con la proroga dello stato di emergenza il 30 aprile e il mantenimento del sistema delle fasce. A tal proposito Zaia vede arancione. L'unica cosa che io so ad oggi è che noi avremo la zona arancione, dopodiché se ci sono delle variazioni nella scelta del CTS si dovranno essere documentate per capire quali saranno le fonti. Di certo è che se la fonte è il dato dell'incidenza dei positivi su 100.000 abitanti a settimana, è un dato che noi non condividiamo perché è chiaro che da noi è più alto perché facciamo più tamponi, ma è matematico, non è un alibi. Le prossime ore saranno quindi cruciali per capire il colore dell'emergenza, così come il futuro del governo, un caos politico-istituzionale con Zaia che fissa alcuni punti fermi. In questo momento ci vuole senso di responsabilità, lo dice una persona che ha sempre sostenuto che il voto sia sanificatorio. In un momento come questo pensare di affrontare una campagna elettorale la vedo veramente tragica, anche perché conosciamo quali sono le modalità di questo Paese nell'affrontare le campagne elettorali. Ma la partita politica è connessa a quella economica, leggi i ristori, anche alla vigilia delle diverse iniziative di protesta degli esercenti. Tutte queste proteste nascono da un fatto che se i ristori ci fossero reali e ci fossero in tempo reale, penso che nessuno penserebbe di riaprire. E siccome sono persone per bene, l'unica cosa che chiedo e auspico è che qualsiasi forma di protesta sia, ma so che lo fanno, sia assolutamente rispettosa delle regole della sanità. Mi devono considerare al loro fianco. Siamo vivi ma ci state facendo morire. L'appello dei pubblici esercenti di Confcommercio che non aderiscono alla provocazione di aprire nonostante i divieti e in attesa dell'ulteriore stretta inflitta ai locali dal nuovo DPCM manifesteranno accendendo le luci dei propri locali per dare un segnale di presenza. Siamo vivi ma ci state facendo morire. Ecco perché noi chiediamo ai nostri associati, in occasione del venerdì 15 di gennaio, in cui siamo in attesa del nuovo DPCM che ci darà indicazioni per le settimane successive, invitiamo i nostri associati a presidiare le proprie attività di pubblico esercizio, allestendo i tavolini come se fossimo aperti, ok? Accendere tutte le luci. Non faranno manifestazioni fuori dalla legalità e non inciteranno ad aperture se il governo lo vieta, dissociandosi dal movimento dei baristi diffusosi in questi giorni in tutta Italia. Io apro. Locali che a Treviso hanno chiuso il 2020 con in media un meno 40% di fatturato, il colpo più duro da reggere quello natalizio, visto che solitamente è il periodo che da solo procura il 20% del fatturato di tutto l'anno. Ieri arrivati i bonifici per i primi ristori. I ristori non sono assolutamente sufficienti a garantire la dignità del nostro lavoro e per questo continuiamo a lavorare, ad insistere perché i ristori almeno duplicati rispetto a quelli che stanno arrivando per Natale siano sul tavolo per le chiusure di queste settimane. Ma non si guarda solo all'oggi, ma ad una prospettiva a lungo termine. È un SOS pesante perché ci sono situazioni critiche di imprese e di imprenditori, quindi di famiglie che oggi hanno bisogno di un accompagnamento e un sostegno, ma anche un accompagnamento in quelle che sono le prospettive future.
Bar e ristoranti che per sopravvivere riorganizzano il proprio lavoro in attesa che arrivino ristori adeguati. Le porte dei locali che vengono chiuse a chiave, sedie e sgabelli impilati, tavolini vuoti, la zona arancione vista attraverso la situazione di bar e ristoranti, le cui attività sono al momento ferme, se non per il solo servizio di take away o consegna a domicilio. E così i locali, per sopravvivere in questa fase, in attesa di nuovi ristori, si riorganizzano. Tutti quanti si stanno un po' voltando all'asporto, anche chi non l'aveva fatto nei mesi precedenti. Ovviamente gli incassi sono irrisori, però non possiamo più permetterci di stare chiusi, di non lavorare, visto che gli aiuti purtroppo non arrivano e quando arrivano sono inconsistenti. Asporto che funziona soprattutto a pranzo, mentre fatica a decollare nel servizio serale. Chi è a casa molto spesso aspetta la cassa integrazione da diversi mesi e quindi non ha magari la possibilità di spendere. La parola d'ordine è tener duro, in attesa di poter tornare ad accogliere i clienti di sempre. E aspettando quel giorno si va avanti, riorganizzando il proprio lavoro. In zona arancione noi riusciamo a fare mensa con i contratti degli operai che lavorano qui nei cantieri. Perché non fate l'asporto? Perché sinceramente qui all'osteria che non abbiamo fatto quasi mai l'asporto, di conseguenza abbiamo deciso di non farlo. Ed ora ci fermiamo, c'è la pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Stavano parlando in strada senza indossare le mascherine. 4 giovani tra i 18 e i 24 anni sono stati sanzionati ieri pomeriggio dalla polizia locale di Treviso in piazza Giustiniani Recanati, dove alcuni residenti hanno segnalato un assembramento. In base alle norme anti-Covid dovranno pagare ciascuno una sanzione di 400 euro. Di fronte alla gran parte di cittadini che rispettano le regole c'è ancora qualcuno che si ostina a girare senza mascherina, afferma il comandante della polizia locale Andrea Gallo. Sempre ieri i vigili intorno alle 21 hanno soccorso in piazza Borsa un 35enne di Vittorio Veneto che pronunciava frasi sconnesse. L'uomo ha raccontato di aver assunto una dose di cocaina. Sul posto è stata fatta intervenire un'autoambulanza. È iniziate questa mattina al centro anziani Sartor di Castelfranco le vaccinazioni per 500 persone tra ospiti ed operatori della struttura. Quella di oggi è una giornata di festa e di speranza, le parole della direttrice. È Gina Pilotti, 88 anni, la prima ospite del centro anziani Sartor a ricevere il vaccino anti-Covid. Dopo di lei è stato il turno di Beniamino Bigolin, Anna Maria Longarato e Santa Sartor, che dopo l'inoculazione ringrazia il medico che l'ha appena vaccinata con un abbraccio e un bacio. Il sorriso degli anziani è sufficiente a descrivere cosa significhi per loro questa giornata. È una grandissima giornata, una giornata di speranza. Questo potrà essere un vero e proprio scudo per affrontare il virus e sconfiggerlo un po' come è stato il virus della poliomielite. Un grande gesto di tutti gli operatori, un gesto d'amore nei confronti delle persone più fragili. Ci sono sentite tante per televisione, ma senz'altro andava fatto per me. Andava fatto. La soddisfazione di dire che eventualmente avremo la possibilità di essere coperti. Oggi sono 500 coloro tra operatori e ospiti a cui è stato inoculato il vaccino. Verrà poi programmata una seconda giornata per un'altra cinquantina di persone che hanno chiesto tempo per consultare il proprio medico, ma la percentuale di adesione è molto alta. È una percentuale prossima al 100% al netto di quelle situazioni sanitarie che non consentono di somministrare il siero. A febbraio è stata presa la decisione di chiudere la struttura, riuscendo a tenere fuori il virus. Poi è cresciuta sempre più la voglia di tornare ad avere un contatto, che ha portato alla realizzazione della stanza dell'abbraccio, attraverso la quale anche noi abbiamo comunicato con gli ospiti. Ha permesso loro di vivere anche e di rendersi conto di quello che succedeva all'esterno. Purtroppo non possiamo ancora liberare tutti, ma adesso con il vaccino, cominciando con il vaccino, si inizia una nuova era. Ora l'arrivo del vaccino può segnare l'inizio di una nuova fase che consentirà agli ospiti di tornare ad una normalità che manca molto. Qui ci sono dei giardini favolosi qui fuori e io con la mia carrozzina andavo in giro. Quando avevo la possibilità andavo a girare per il giardino perlomeno. Arriva nelle farmacie il nuovo test rapido per il tampone in regime privato, lo stesso che potrebbe diventare anche fai da te. Adesso lo provo a fare io, quindi solo sulla fossa nasale.
Si prende la boccetta, si intinge, 1, 2 gocce. C'è una lineetta. Quindi è molto buono. Vuol dire che ha funzionato, ma non ci sono le 2 lineette che sono positive e che sono negative. Eccolo il test rapido di ultima generazione. Da oggi, con la firma tra Federfarma, azienda produttrice e distributore, sarà possibile impiegarlo nelle farmacie, 200 al momento in tutto il Veneto, che hanno aderito all'accordo con la Regione siglato 2 settimane fa. Il servizio è rivolto a tutti quei cittadini che vogliono usufruirne in regime privatistico a un prezzo calmierato che abbiamo concordato con la Regione, che è di 26 euro, e è sufficiente prenotare il servizio in farmacia. Si effettua con un tampone rapido nasale e con una risposta immediata. Ad oggi sono circa 5.000 tamponi eseguiti nelle farmacie che ora con il nuovo metodo potranno incrementare il servizio. Questo è il tampone, per intenderci, presentato in anteprima a metà novembre dal presidente Zaia e dal coordinatore delle microbiologie del Veneto Roberto Rigoli. Così semplice e veloce da fare che fu subito etichettato come test fai da te. Questo è un test praticamente approvato, è un test che praticamente sarà l'unico che arriverà presto in autodiagnosi. Ma l'autodiagnosi, ovvero la possibilità di farsi il test da soli, magari a casa propria, è ancora al vaglio dell'Istituto Superiore di Sanità. Al momento il tampone viene eseguito solo in farmacia da un infermiere e sul fai da te è la stessa Federfarma a precisare. I veneti hanno dimostrato di essere molto responsabili e coscienti, però è evidente che se non il cittadino si fa un tampone da sé a casa, il fatto che poi dia riscontro di un'eventuale positività è lasciato alla sua coscienza personale. Sia l'autoanalisi dunque, ma meglio se contestuale all'acquisto del test e sotto la supervisione di un farmacista. Perché la farmacia potrebbe, attraverso il portale regionale, garantire comunque la tracciabilità di questi tamponi. Continuiamo con la cronaca. Ladro si ferisce rompendo la finestra di un negozio. I carabinieri seguono le tracce di sangue e lo arrestano. È accaduto a Cison di Valmarino. Stavano effettuando dei controlli a Cison di Valmarino quando gli occhi attenti dei carabinieri si sono fermati sulla finestra di un negozio di alimentari andati in frantumi. A terra una macchia di sangue. Subito i militari dell'Arma sono scesi per verificare, visto che il piccolo supermercato doveva essere chiuso. Lungo la strada una scia di sangue. Seguendo questa scia delle tracce di sangue, in lontananza a circa 150 metri dal luogo, hanno rilevato la sagoma del soggetto che, nel tentativo di nascondersi dietro il muro di recinzione di una chiesa, è stato fermato. La mano aveva una ferita provocata dai vetri della finestra rotta. L'uomo, un senegalese di 27 anni pregiudicato, indossava fra l'altro un giubbotto con sospetti rigonfiamenti. Così è stato perquisito. Il 27enne aveva nascosto 443 euro in contanti, somma rubata dal registratore di cassa del negozio, una stecca di sigarette e ben 250 gratta e vinci di vario taglio per un valore complessivo di 1.248 euro. Fra l'altro il senegalese avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari per precedenti reati. Così, oltre all'accusa di furto aggravato, dovrà anche rispondere di evasione. Medicata la ferita all'ospedale di Vittorio Veneto, è stato accompagnato presso la casa circondariale di Treviso. La refurtiva è stata subito riconsegnata al titolare del negozio. Un altro importante risultato grazie ai continui controlli dei carabinieri. Con lo slittamento della riapertura delle scuole superiori si è nuovamente scompaginato il mosaico del trasporto scolastico, un servizio che coinvolge anche tante imprese private che chiedono al prefetto di poter partecipare alle riunioni operative. Essere presenti anche noi, anche perché per manifestare quelle che sono le nostre difficoltà. Non è che non abbiamo delle difficoltà, vorremmo anche capire se dobbiamo mettere in moto una macchina, per quanto deve rimanere in moto, cosa investire per farla mantenere in moto. Chiedono di poter contare anche loro nelle scelte del trasporto scolastico della Marca. Sono una quarantina di aziende di autoservizi presenti in provincia che danno lavoro ad oltre 200 famiglie. Ora, con aperture e soprattutto chiusure, per molti la situazione si è fatta davvero complicata, sommando le perdite, l'incertezza nel procedere con assunzioni e stipula di assicurazioni. Non sappiamo cosa succederà domani, se saremo chiamati a fare qualcosa, se non potremo farlo, se potremo farlo, come potremo farlo, un po' di chiarezza anche, quindi non solo il momento difficile ma anche
la scarsa visione di quello che potrà succedere nei prossimi giorni, insomma nei prossimi mesi. Ecco, voi fate un appello alla Regione perché faccia da regia. Beh, oddio, sarebbe il suo compito, la politica dovrebbe dettare le linee guida, stabilire quali sono anche le regole e dovrebbero valere per tutta la regione, non che ogni provincia si regoli, provincia o comune che sia si regoli secondo una propria visione, quindi a macchia di leopardo. Il rischio in effetti c'è, sottolinea Adriano Battistuzzi. Alcune aziende locali sono già partite per l'Emilia Romagna, dove sono state chiamate a fare dei servizi di TPL in supporto alle aziende pubbliche locali, quindi ci sarà anche un'esigenza poi di andare a reperire risorse sul territorio. Ecco, l'altro dato che sta emergendo è che molti sindaci stanno cominciando, diciamo così, ad andare avanti per conto proprio per il trasporto scolastico. Io personalmente sono stato contattato da qualche amministrazione che mi ha detto tenetevi pronti perché nel caso in cui non ci sia una decisione definitiva noi dovremo organizzarci in proprio, quindi attingeremo anche dalle risorse locali. Parliamo adesso di Villa Franchetti a San Trovaso di Preganziol, da anni alla ricerca di un rilancio. Dopo l'accordo strategico tra provincia di Treviso e Fondazione Cassamarca è stato pubblicato in queste ore l'avviso pubblico di manifestazioni di interesse per garantire la conservazione e valorizzazione dello storico edificio lungo il Terraglio, un vero e proprio salvataggio. L'operazione, che qualcuno già definisce di azionariato popolare, consiste nel suddividere in 27 quote paritarie di importo pari a 500.000 euro il valore della villa, richiedendo ai soggetti pubblici e privati una prima manifestazione di interesse non vincolante per il relativo acquisto. Insomma, un'operazione da 13 milioni e mezzo che scadrà a fine febbraio. Il percorso di candidatura di Pieve di Soligo e delle Terre Alte della Marca Trevigiana, capitale italiana della cultura 2022, arriva all'atteso momento conclusivo. Domani pomeriggio dalle 15.45 alle 16.45 è in calendario l'audizione in videoconferenza dinanzi alla giuria del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, chiamata a scegliere la vincitrice fra le 10 città finaliste. Le audizioni pubbliche delle singole città finaliste, che si svolgeranno 14 e 15 gennaio, avranno la durata di un'ora, 30 minuti per l'illustrazione delle linee portanti e dei contenuti del progetto e 30 minuti riservati alle domande da parte dei componenti della giuria ministeriale. Una maxi vincita da 1.840.000 euro ancora da validare e un'altra da 200.000. Gratte vinci fortunati a Salvarosa di Castelfranco e Castagnole di Paese. Un anonimo vincitore ha ringraziato con questo biglietto al Terrazza Bar 92 di Salvarosa per aver vinto con un biglietto da 5 euro 1.840.000 euro erogati in 20 anni, ma l'Ottomatica ancora non ha confermato la vincita ufficiale. Invece la fortunata capitata questa mattina a un pensionato di Trevignano, grattando un biglietto da 3 euro alla tabaccheria Salvadori al centro commerciale di Castagnole. Ed ora siamo invece alla nostra pagina da Belluno e provincia. Due emergenze, il completamento del trasloco della sede è stato un esordio decisamente impegnativo per il neocomandante provinciale dei Vigili del Fuoco Antonio Del Gallo. L'abbiamo incontrato oggi ad un mese esatto dal suo insediamento a Belluno. Sentiamo. Due emergenze, quella di inizio dicembre con la devastante alluvione che ha travolto la provincia e la grande nevicata di fine anno, i cui strascichi sono ancora evidenti. Battesimo di fuoco per il nuovo comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Antonio Del Gallo, 55 anni, originario di Pescara, con un ricco curriculum di specializzazioni e ora alla guida della sede di Belluno, operativa da poche settimane nella nuova caserma di via Col d'Aren. La nuova sede di qui di via Col d'Aren e quindi un impegno anche da un punto di vista diciamo logistico che il personale ha dovuto affrontare. 684 interventi in 13 giorni con il supporto delle sezioni operative del Veneto, oltre alle colonne mobili provenienti da altre regioni. La capacità di risposta è stata eccellente, gran parte degli interventi hanno riguardato la messa in sicurezza degli edifici sommersi dalla neve e lo sgombero dei principali assi viari. L'ambito territoriale è ampio e esteso, meno la dotazione organica che soffre, al pari di altre realtà, di una carenza fisiologica di personale. L'amministrazione in questi anni ha
attivato una campagna di reclutamento molto importante, quindi ci aspettiamo che anche il comando di Belluno venga premiato, ecco, in questo senso, con l'arrivo di nuove forze. La sede di via Coldarenne si propone come centro di eccellenza per l'addestramento in ambiente ostile, per la simulazione della ricerca persone in zone terremotate. Abbiamo ricostruito uno scenario emergenziale a seguito di un terremoto e quindi dotato di tutta una serie di ostacoli e di impedimenti alla ricerca di eventuali persone superstiti. Negli ampi spazi del comando in questi giorni si sta svolgendo un corso nazionale per la formazione dei cinofili che oggi hanno offerto alle telecamere prova della loro abilità. Weekend di faticoso lavoro per le squadre della Protezione Civile, dell'ANA e del Soccorso Alpino che hanno operato per liberare i tetti degli edifici pubblici del comune di Roccapietro, letteralmente e pericolosamente sommersi dalla neve. Per noi avere le strutture comunali in sicurezza in previsione di future nevicate ci mette in condizione di tranquillità. Dopo Ovaia e l'alluvione, il tris di calamità naturali che si sono abbattute su Roccapietro ha compreso anche la neve, tanta neve come non la si vedeva da almeno 6 anni. E sono state giornate di duro lavoro e di impegno per le squadre della Protezione Civile, dell'ANA e del Soccorso Alpino. Liberare i tetti minacciati dal peso della neve è stata la priorità. Strutture sempre in allerta per ogni necessità. Esse devono rimanere operative in caso di possibili future emergenze, purtroppo speriamo di no. È ormai consolidata l'amicizia e la stima che a Rocca tutti noi sentiamo, noi cittadini, per questi volontari che vengono da fuori, i quali purtroppo sono ormai di casa sul nostro territorio. Dal famoso inverno del 2014 in poi il Paese ha vissuto in simbiosi con gli uomini della Protezione Civile e il personale del Soccorso Alpino. A loro il primo cittadino di Roccapietro ha espresso la sua personale gratitudine assieme alla riconoscenza di tutta la comunità. Questa operazione che ci ha anche permesso di iniziare a testare e collaudare l'operatività del nuovo gruppo comunale ANA di Protezione Civile. L'auspicio ora è di passare un inverno più sereno. Ed è davvero tutto, a me non rimane che salutarvi e lasciarvi alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, buona serata. Benvenuti al Meteo. Una massa d'aria fredda proveniente dalla Russia si propaga verso l'Europa, estendendosi anche sull'Italia e dunque al nord-est, dove il tempo sarà buono, ma il clima davvero freddo. Vediamo insieme il dettaglio di giovedì 14 gennaio. Sul Veneto precipitazioni assenti, nelle prime ore sono previsti alcuni addensamenti nuvolosi, specie sulle zone montane e pedemontane. Non si esclude anche qualche occasionale banco di nebbia in pianura, per il resto tanto sole con cielo da poco nuvoloso a sereno. L'irruzione artica avrà conseguenze soprattutto sulle temperature, le minime infatti saranno sotto lo zero su tutte le province della nostra regione, le massime invece si attesteranno tra i 5 e 6 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, tanto sole ovunque, anche qui solo con qualche locale addensamento, ma sarà del tutto innocuo. Temperature minime sopra lo zero solo a Trieste, valori massimi invece sui 6-9 gradi. Infine poche novità sul Trentino Alto Adige, sarà asciutto e soleggiato, locali nevicate a bassa quota sui settori alpini di confine. Temperature minime sui -7-5 gradi, massime sui 3 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.